Rivedere la legge elettorale anche per quanto attiene alle regole di nomina degli scrutatori assegnati ai vari seggi. Parole del numero 1 del trasporto pubblico di Venezia e Isole Terraferma, visto il cospicuo numero di dipendenti e CTV chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso i citati seggi. Qui potremmo fare un lungo discorso se la legge va corretta o non va corretta nei confronti di quelli che possono essere gli impatti che ha questo tipo di situazione sui servizi pubblici, di qualunque natura essi siano. A tamponare l'assenza della carica dei 300 tra marinai e capitani impegnati ai seggi, la forza di altrettanti lavoratori che si sono immolati al servizio pubblico nel nome della buona volontà e del senso etico, la considerazione della gente, di certo non condivisa da Seno. Ritorno alla sua domanda sull'etica, non è un discorso etico o non etico, io lascerei perdere questo tipo di confronti. Vero è che Parigi val bene una messa. Io mi limiterei a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno dato disponibilità e hanno fatto dei sacrifici personali, perché non dimentichiamoci che si trattava di un sabato e di una domenica, quindi molta gente, moltissime persone hanno rinunciato a stare con la loro famiglia, anche se questo era quello che tutto sommato i turni prevedevano, per sopperire alla mancanza di personale per l'azienda. Ma è certo che la buona volontà non finisce qui, perché il problema, ai noi, si ripresenta puntualmente ad ogni tornata elettorale.